Un interessante convegno della CGIL per discutere delle due Italie, una politica contro il sud, tutta per il nord, dove purtroppo si continua a perdere terreno. Non è solo un convegno, questo è una delle iniziative che noi stiamo mettendo in campo in previsione di una grande manifestazione nazionale che faremo il 22 giugno a Reggio Calabria sui temi del Mezzogiorno. Manifestazione nazionale perché non sarà la manifestazione del Sud per il Sud, ma sarà appunto la manifestazione del Paese per la situazione che si sta determinando al Sud del Paese. Diciamo da tempo, purtroppo inascoltati, anche perché le politiche che chiediamo non sono ovviamente politiche che parlano all'immediato consenso elettorale. C'è bisogno di riprogrammare, di avere un progetto per il Paese a partire dal sud del Paese e quindi evidentemente per chi cerca il consenso a breve termine questi temi non sono propriamente quelli più ascoltati. Questa mattina, partendo dalle questioni dell'autonomia differenziata ma soprattutto dai temi dello sviluppo, intendiamo lanciare un messaggio. Il messaggio è molto semplice: in un contesto economico e soprattutto in un contesto sociale in cui aumentano le disuguaglianze, il tema Paese non lo si affronta con gli slogan o con le idee estemporanee che da più parti emergono, ma lo si affronta avendo un progetto e provando a lavorare su due versanti per quanto ci riguarda: i temi sociali, quindi l'infrastrutturazione sociale, perché bisogna dare risposte ai cittadini e alle cittadine, e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico. Da questo punto di vista noi unitariamente abbiamo presentato una serie di proposte anche a questo governo, vogliamo essere ascoltati. Fino ad oggi, come dire, questo ascolto non c'è stato e quindi da Agrigento, ma in realtà stiamo facendo iniziative in tutto il sud del Paese, proviamo a dire che proprio alla luce anche dei dati economici generali dell'Italia, se noi non rimettiamo mano e non rimettiamo in campo un'idea molto forte, progettuale sul sud, non solo il sud ma anche il nord ne soffrirà. Sicuramente bisogna cambiare passo, questo è l'appunto che noi facciamo. Siamo preoccupati perché le politiche di investimento che abbiano a cuore questa regione non le vediamo. Lo dico pensando a tutti i settori della nostra economia, lo dico pensando per esempio ai settori maturi. L'altro giorno abbiamo ancora una volta e per l'ennesima volta manifestato a Termini Imerese. Questa è una regione che ha due aree di crisi complessa, Termini Imerese e Gela, e ha anche altre 60 e passa aree di crisi non complessa. Il settore industriale negli anni della crisi è venuto meno. Ora, costruire un progetto che abbia una visione capace di occuparsi per esempio delle bonifiche, dei settori maturi, capace di legare le potenzialità enormi dal punto di vista turistico o ancora le potenzialità dell'agricoltura e avere una visione sugli ambiti dello sviluppo passando per le infrastrutture. In questi giorni noi stiamo assistendo a una serie di visite, ministri, Conte, Toninelli, però il punto è che i cantieri non stanno partendo in questa regione e siccome la crisi è stata dura, è stata pesante ed è ancora in atto, soprattutto nelle regioni del sud, se non parte il lavoro vero, se non parte ad esempio l'edilizia, che è il settore anticiclico per eccellenza, noi non ne usciamo fuori. La settimana scorsa l'Istat ha dato dei dati rispetto all'occupazione del quarto trimestre 2018 e abbiamo visto che mentre nel Paese l'occupazione cresce, in Sicilia si perdono altri 26.000 posti di lavoro e si sta perdendo lavoro pesante, il lavoro dell'industria, il lavoro nell'edilizia, addirittura il lavoro del terziario, che si sa è un lavoro povero, senza diritti, senza tutela. Ecco, noi vorremmo che dopo 150 anni, perché tanto dura la questione meridionale perennemente irrisolta, si passi dalle parole ai fatti. In questa iniziativa che noi abbiamo voluto mettere in campo, perché al di là di quelle che sono state le autonomie che abbiamo registrato fino ad ora, tra cui c'è anche quella siciliana che è un'autonomia a statuto speciale,
che non ha funzionato, che non ha portato grandi benefici. Il problema è che quello che sta avvenendo fuori con la proposta di autonomia differenziata da parte della Regione del Nord, dove, come ha detto il compagno Massimo Raso, si produce il 40% del PIL, finirebbe col creare una sperequazione economica, un dislivello economico e ampliare le differenze tra il Nord e il Sud a livello della vita sociale del Meridione. Lo sviluppo del Mezzogiorno per noi è una cosa fondamentale e la manifestazione che intendiamo proporre e organizzare per il 22 di giugno a Reggio Calabria tende ad arrivare a questo risultato.